Buon pomeriggio, buon lunedì, bentrovati a quello che è un appuntamento consueto a inizio settimana per fare il bilancio di quanto accaduto sul versante calcistico per le formazioni siciliane. Con me in studio c'è come sempre Alessandro Vagliasindi. Buongiorno, bentrovati. Allora Alessandro, fra poco parleremo con te di Catania, ma intanto vediamo quali sono stati i risultati di quello che era l'ultimo turno del girone di andata, un girone di andata che ha consegnato poi alla fine due squadre in testa che vedremo fra non molto. Intanto questi risultati: Cerignola ha sconfitto in casa dal Benevento 4-0, il Cosenza ha superato la Cavese 2-1, a Giugliano la Casertana è passata 3-0, poi Salernitana Foggia 2-1, Sorrento Picerno 1-1, Catania ha battuto 2-0 l'Atalanta Under 23, Latina e Crotone 1-1, il Monopoli ha superato il Potenza 2-1, Casarano Altamura è finita 1-0 per i pugliesi, Siracusa Trapani, il derby a favore di Siracusa per 3-0. La classifica che viene fuori dopo 19 partite e vede in testa Catania e Benevento con 41 punti, poi ancora la Salernitana 38, il Cosenza 36, la Casertana 35, staccato di 7 lunghezze il Crotone a 28, così come il Casarano, 27 punti il Monopoli, poi Potenza 25, Cerignola 24, il Trapani 23 punti, Atalanta Under 23 a 22, Sorrento 21, Altamura 20, Cavese 18, stessi punti del Siracusa e del Foggia, Siracusa che lascia quella che è la zona caldissima, in qualche modo si allontana, prova a lasciare la zona play out, il Foggia come dicevamo fermo a 18, poi Latina 16, Giuliano 15, il Picerno chiude con 14 punti. Alessandro, adesso vengo da te perché ci si aspettava una vittoria dal Catania ieri, è arrivata, un po' sofferta dobbiamo dire, perché l'Atalanta ha dimostrato di essere una squadra all'altezza, messa bene fisicamente. Il campo ieri non ha aiutato, diciamo, nella ripresa lo spettacolo. Nel primo tempo, quando ancora era, diciamo, in condizioni discrete, si sono viste tante diverse occasioni da gol, però il Catania ha portato a termine quella che era la sua missione, cioè chiudere in testa il girone di andata. Sì, tutto vero. Io porrei l'accento su una circostanza che magari può essere anche passata inosservata. La distinta ufficiale della partita ci attesta che il Catania ieri aveva in formazione titolare 7 undicesimi di giocatori della scorsa stagione. Quindi un numero particolarmente cospicuo. E allora da questo dato faccio una riflessione. Questi giocatori rispetto all'anno scorso hanno migliorato il loro rendimento perché, dico, c'erano anche una stagione fa degli inciampi più frequenti nel corso della scorsa stagione, li abbiamo visti. Quindi questi 7 giocatori hanno avuto un miglioramento sulle loro performance individuali? Certamente sì. E allora questo cosa significa? Significa che evidentemente c'è un modello di gestione quest'anno che permette di trarre il meglio dalle individualità a disposizione di Toscano. Quindi evidentemente questa è una squadra che ha un criterio, cioè è stata costruita con criterio, perché chi entra, chi subentra, chi gioca magari 2 partite e poi torna in panchina dà sempre una indicazione ben precisa di quello che è il livello medio-alto di questo gruppo. E allora, fatta questa doverosa precisazione, il risultato tecnico è la conseguenza, perché ormai 19 partite costituiscono ovviamente una unità di valutazione molto importante, perché siamo a metà campionato e se il Catania ha 41 punti in 19 partite ed è primo in classifica, è evidente che questo è un gruppo che ha tutti gli argomenti per provare ad arrivare laddove tutti, insomma, auspichiamo dall'inizio di questa stagione, ma anche da tanti anni prima. È ovvio che è un campionato particolare, perché poi lo vedremo meglio stasera nel corso di corner. Al giro di boa, nel campionato di Serie C, da quando c'è stata la ristrutturazione della Lega Serie C,
raramente sono arrivate a fine andata due squadre, quasi sempre già a fine andata c'era una squadra indiscutibilmente leader che poi ha vinto il campionato e delle altre squadre che insomma erano a distanze già abbastanza ragguardevoli. Quindi la particolarità è che quest'anno la competizione è più serrata, il Benevento ha sicuramente chiuso il girone d'andata in grande spolvero, ha dato dei segnali forti al campionato, però questo è un Catania che nelle difficoltà si esalta e il Benevento credo che finora partite sporche che ha portato a compimento ne ha vinte poche rispetto al Catania. Questo può essere un elemento che pende a favore del Catania nella bilancia di quelle che possono essere le proiezioni per il girone di ritorno. Come individualità della partita di ieri sicuramente la copertina è per Caleb Jimenez, personaggio anche più chiacchierato alla luce di questa lunga querela contrattuale sul rinnovo che si trascina ormai da lungo tempo, però il ragazzo conferma di avere un talento puro. Sarebbe auspicabile a questo punto che il matrimonio in essere tra il Catania e Jimenez continui e diventi ancora più duraturo. Allora sentiamo su questo tema quello che ha detto, in realtà non tanto e non molto, Jimenez alla fine della partita. Sinceramente sono sereno, sono tranquillo della situazione di cui si sta parlando e niente. Ovviamente ne riparleremo ovviamente dopo le feste, con calma, con serenità, con il procuratore, con il direttore e niente, io sono contento di essere qua, ovviamente, di stare qua e ovviamente l'appuntamento è rimandato ovviamente dopo le feste, siccome ci godiamo le feste in famiglia e poi si ritorna a fare sul serio. Allora, abbiamo sentito dunque Jimenez, ci ha rinviato tutto dopo le feste. È un tema che abbiamo lanciato lunedì, tra l'altro la fonte di questa notizia è una fonte dirigenziale apicale, lo ha confermato anche Marco Carli venerdì a preview con la verifica della stessa fonte. Il Catania ha fatto prima della trasferta di Potenza, il giovedì prima della trasferta di Potenza, un'offerta migliorativa della proposta di rinnovo del contratto Jimenez, soprattutto sulla parte fissa del contratto. È ovvio che adesso la palla passa all'entourage di Jimenez per arrivare al dunque, perché è una cosa che purtroppo non fa bene a nessuno e che, se trascinata nella finestra del calciomercato invernale, sicuramente peggiorerà quelle che possono essere conseguenze negative di questa contrapposizione. Allora, torniamo di nuovo alla partita di ieri, così chiudiamo il capitolo Atalanta Under 23 con quelli che sono i giudizi sul match. Jimenez sicuramente l'uomo copertina, l'uomo che ha deciso il match, però ci sono altri protagonisti in campo. Uno di questi è un punto fermo certamente del Catania di quest'anno. Sì, uno di quei quattro che non facevano parte del gruppo dell'anno scorso rispetto all'11 titolare che abbiamo visto in campo, risponde al nome di Thiago Mattias Casasola, che è il nostro top del match. Un'altra prestazione ricchissima di contenuti, sia da un punto di vista atletico, perché comunque ha una base atletica straripante, ma anche tecnica, anche personalità, coraggio. Una sola piccola sbavatura in occasione del tiro dell'Atalanta con il numero 3 Simonetto, che ha scagliato quella conclusione su cui Dini ha dovuto alzare la palla in calcio d'angolo nel secondo tempo. Lì l'unico neo, ma di una prestazione assolutamente positiva. Ha già messo a referto 19 presenze e 4 assist, la sua scadenza contrattuale 30 giugno 2027, aspettiamo il gol perché l'ultimo lo ha realizzato il 21 maggio 2025 in una gara playoff Ternana-Gian Erminio, conclusasi 2-0. Ma ieri ci è andato anche vicino, insomma. Sì, ha preso il palo, insomma sta flirtando con questo primo gol, magari se lo è conservato per Foggia. Speriamo bene. Allora, Alessandro, noi ci fermiamo qui per quanto riguarda anteprima. Ricordiamo che stasera parleremo sì della partita di ieri, ma considerato che è l'ultima trasmissione dell'anno 2025 per Corner e il calciomercato ricomincia con
diciamo il mese di gennaio daremo qualche altra indicazione. Avevamo promesso lunedì sera che oggi sarebbe stato il giorno della identikit del centrocampista che deve sostituire Salvatore Aloi. La promessa ovviamente la manteniamo, stasera vi diremo qualcosa in più anche su questo ruolo, oltre ad aver già detto di Bruzzaniti, di Miceli, ma stasera faremo insomma una panoramica un po' più completa, oltre ad avere dei dati statistici particolari proprio sulla chiusura del girone d'andata. Ci vediamo alle 20:45 come sempre su Telecolor. Intanto salutiamo Alessandro e ci ritroviamo più tardi con te fra poco. Dopo la sosta invece apriremo diverse finestre, andremo a Palermo, andremo a Trapani, a Siracusa, insomma abbiamo tanto ancora di cui discutere. Allora, siamo di nuovo insieme, adesso invece parliamo di Serie B, ci colleghiamo con il nostro Marco Gullà. Buon pomeriggio Marco. Buon pomeriggio a tutti. Allora, diciamo che il Palermo è andato vicino al poker, però non è riuscito, come si dice in gergo, a metterlo sul tavolo questo poker alla fine. Sì, infatti, insomma, doveva essere la partita della possibile, diciamo, anche svolta, perché una quarta vittoria consecutiva avrebbe permesso, insomma, al Palermo di trascorrere sicuramente un Natale più sereno. Alle mie spalle vedete gli alberi, insomma, senza regali però, perché il Palermo comunque porta a casa un punto che sta stretto forse più all'Avellino che alla formazione di Inzaghi, perché comunque per il compito delle occasioni, per quello che c'è stato poi subito dopo il pareggio, sicuramente forse l'Avellino, bisogna dirla tutta, avrebbe meritato qualcosina in più. Amnesie, definiamole così, quelle del Palermo, che doveva sicuramente avere un piglio diverso rispetto a quello che ha mostrato nell'inizio match con l'Avellino, che invece zolla dopo zolla ha conquistato il campo, ha poi trovato il vantaggio con Biasci. Nella ripresa i cambi di Inzaghi hanno un po' rivitalizzato la squadra, cambiato qualcosa, è arrivato il pareggio di Ranocchia, il rigore un po' generoso concesso al Palermo che è stato trasformato da Poyampalo, poi nel finale invece il super gol di Palumbo con il 2-2, e a sua volta poi l'Avellino ha avuto altre due nitide occasioni da gol per passare in vantaggio. Il Palermo deve ringraziare soprattutto Joronen, che è riuscito quindi a evitare la sconfitta. È un Palermo che però perde la scia delle prime della classe, perché Monza, Venezia e anche il Frosinone continuano a vincere. Probabilmente saranno loro le vere antagoniste del Palermo, che insomma, se vuole fino in fondo magari giocarsi la promozione diretta. Non credo che Cesena e Modena possano reggere il ritmo delle prime tre, forse neanche comunque del Palermo. Alla fine probabilmente sarà un gioco a 4. Alessandro, però, scusami, Palermo... Marco, scusami, vediamo la classifica allora del campione di Serie B. In questo modo ci rendiamo anche conto di quella che è la fotografia del momento. Sì, Tangio, secondo me il Venezia ha sempre qualcosa in più, forse addirittura anche rispetto al Monza. Secondo me il Venezia è la squadra più forte del campionato, anche perché c'ha un giocatore lì in mezzo che potrebbe serenamente giocare in Serie A, ed è Busio, e poi c'ha insomma un reparto solido, una squadra che non è stata smantellata rispetto a quella che ha fatto la Serie A e che addirittura fino al 40° del primo tempo stava mantenendo la categoria nell'ultima giornata contro la Juventus. Quindi secondo me il Venezia è sempre la squadra più forte. Il Monza ha un telaio importante. Palermo dovrà sicuramente fare mercato se vorrà quantomeno raggiungere qualitativamente queste due formazioni, perché manca qualcosa a centrocampo, e lo diciamo ormai da anni. Probabilmente serve un alter ego di Poyampalo, perché sì, Poyampalo ha fatto 11 gol, è un cannoniere pazzesco, però insomma qualche partita dovrà pur rifiatare, e quindi in questo momento Brunori è con le valigie in mano, serve comunque un'alternativa a Poyampalo. Si parla di Joronen in difesa, invece potrebbe tornare Magnani, e non sarebbe male, perché Magnani insomma ha dato determinate garanzie quando era al Palermo. Però intanto c'è da chiudere il campionato, abbiamo un'intervista da ascoltare. Sì, sentiamo cosa dice Inzaghi. Allora ci proiettiamo alla prossima partita dopo. Sì, sentiamo Inzaghi. Arriva.
Adesso È stata una partita difficile, insomma, lo sapevamo qua, aveva perso il Monza, ha pareggiato il Venezia. Noi potevamo far meglio, soprattutto secondo me i primi 20-25 minuti in cui avevamo in mano la partita e sembrava potessimo passare in vantaggio da un momento all'altro, ma dovevamo essere più cattivi, ci sono state alcune palle che sono ballate dentro l'area, lì dovevamo avere un po' di cattiveria, poi abbiamo preso il gol e la partita si è fatta in salita. La squadra ha reagito, aveva trovato questo vantaggio e poi purtroppo si è rimasti in 10. Ormai bisogna portare a casa questo punto, è inutile pensare a quello che potevamo fare meglio, diamo continuità ai risultati, è chiaro che prima partita avremmo voluto vincerla, però adesso è fondamentale insomma, chiudere sabato davanti al nostro pubblico con un'altra vittoria per dare insomma, seguito a questi 10 punti in 4 partite. Ecco. Allora, Inzaghi predica il suo verbo, quello che per Inzaghi è importante in questo momento è chiaramente continuità, la continuità. In realtà continuità adesso c'è perché il Palermo ha inanellato una serie di risultati utili. Probabilmente la vittoria, 2 punti in più, se torniamo un attimo sulla classifica di Serie B, avrebbero avvicinato ulteriormente il Palermo alla vetta della classifica, perché anziché 30-32 punti significava -2 dal Monza, -5 dal Frosinone e quindi si sarebbe accorciata in qualche modo la distanza dalla vetta per la squadra di Inzaghi. Angelo, io Frosinone non lo so, per me alla lunga poi cederà perché non ha forse l'assetto insomma da corazzata che hanno Monza e Venezia, insomma poi magari sarò smentito, però certo una vittoria avrebbe permesso quantomeno di continuare a seguire quella scia, non che non lo sia, non che il campionato sia compromesso, perché comunque alla fine sono soltanto 7 punti dalla vetta, 4 dal secondo posto. Però vedendo anche le altre squadre, soprattutto le prime 2, cioè soltanto scusate, Monza e Venezia, ti dico che secondo me hanno qualcosa in più rispetto al Palermo. Ecco perché mi riferivo al mercato, ecco perché mi focalizzavo al mercato di gennaio, perché potrebbe essere quella finestra, quel portale, tra virgolette, che magari può dare maggiore fluidità, maggiore solidità a questa squadra. Chissà, vedremo. Quello che comunque il gruppo non voglia fare spese folli nel mercato di gennaio, quindi bisognerà probabilmente Ossi dovrà probabilmente lavorare con prestiti e con delle operazioni magari al ribasso, staremo a vedere. Marco, intanto però sì. il campionato si fermerà per la sosta invernale, l'ultima gara è quella di sabato al Barbera contro il Padova alle 17:15, una partita che il Palermo ovviamente deve necessariamente vincere, intanto per chiudere nel migliore dei modi questo 2025 decisamente ondivago, e poi ovviamente sperare che le dirette concorrenti facciano un passo falso e quindi avvicinarsi ancora di più alle prime 3 della classe. Grazie Marco, intanto ci fermiamo qui anche con te per Anteprima Corner, che tornerà comunque nel nuovo anno, cioè nel 2026, saremo insieme a voi. Auguri a tutti, allora. Grazie, auguri a te Marco, ci ritroveremo ovviamente lunedì 5 gennaio, ma intanto ci fermiamo ancora. Abbiamo già visto comunque e sono pronti, li vediamo in bassa frequenza, i colleghi di Trapani, Franco Cammarasana di Siracusa, Marco Petrolito. Fra poco saremo con loro per parlare proprio del match di ieri sera, del derby vinto dalla Siracusa. A dopo. Adesso torniamo a occuparci di Serie C con il derby di ieri tra il Siracusa ed il Trapani, vinto in maniera piuttosto larga dalla Siracusa per 3-0, una squadra, quella di Marco Turati, che dà segni di ripresa. Vorrei sentire intanto e salutare Franco Cammarasana. Buon pomeriggio Franco. Buon pomeriggio da Trapani, buon pomeriggio. Grazie a te, e allora adesso andiamo anche a Siracusa dove c'è Marco Petrolito. Buon pomeriggio anche a te Marco. Buon pomeriggio Angelo, buon pomeriggio Franco. Allora, se mi consenti Marco, comincerei dal Trapani, che è la squadra in questo momento, non che i problemi a Siracusa non manchino, attenzione, però la squadra in questo momento messa diciamo in condizioni di difficoltà estreme,
non solo dal risultato di ieri sul campo, ma per quanto ci si può e ci si potrà attendere dalla giustizia sportiva e non solo, perché c'è un ricorso al TAR che pende. Esatto, proprio per cercare il ricorso al TAR, la seduta dovrebbe svolgersi in giornata, ma chiaramente non sapremo in giornata probabilmente quali saranno le decisioni, e riguarda soprattutto il primo deferimento del Trapani, quello degli 8 punti combinati alla società Granata in estate. Tornando invece alla gara con Siracusa, sabato in sede di presentazione Aronica aveva detto bisogna entrare in campo cattivi e decisi, invece Siracusa si è visto un Trapani docile, oserei dire come una pecorella. E gli è andato anche bene, perché se Siracusa, a mio avviso, avesse avuto un attaccante più abile, più preciso nello sfruttare le occasioni da gol, probabilmente ci voleva il pallottoliere, vista la prestazione del Trapani di ieri sera. Franco, ti fermo un attimo. Franco, ti fermo un attimo perché vorrei andare a sentire anche Siracusa, nel senso che il Siracusa ha ritrovato la vittoria, una vittoria anche larga, l'ha fatto in un derby, un risultato diciamo importante che dà diciamo carica a tutto il gruppo, però non mancano i problemi, perché i problemi persistono, cioè il fatto che gli stipendi non siano stati pagati o siano stati pagati in ritardo o comunque tutto è a posto, non è risolto completamente questo. Cioè la partita in questo momento sì, c'è l'entusiasmo per la vittoria centrata, però i problemi sono piuttosto seri, perché un'eventuale penalizzazione anche in casa Siracusa farebbe ripiombare la squadra in fondo alla classifica. Sì, Angelo, la penalizzazione rovinerebbe tutto ciò che di buono è stato fatto, ecco, nelle ultime settimane. Il Siracusa, lo ricordiamo, è reduce da 3 risultati utili consecutivi. Quella di ieri è stata una vittoria importantissima in cui la rabbia e la grinta legate all'importanza della posta in palio, ma anche a quanto accaduto negli ultimi giorni con le vicissitudini societarie di cui abbiamo più volte parlato anche nel corso delle nostre trasmissioni, hanno sicuramente fatto scattare quella scintilla che ha fatto sì che proprio tutti i giocatori azzurri scendessero in campo determinati, si rendessero protagonisti di una prova praticamente perfetta, senza sbavature. Il risultato, come ha detto anche Franco, poteva essere più ampio. I Leoni, quel che balza all'occhio, è che hanno concluso finalmente la loro prima partita stagionale senza subire reti, si sono mostrati cinici e sul pezzo per 90 minuti ed oltre, senza accusare Cali o commettere errori. Mai avevamo assistito del resto in questa stagione a delle standing ovation nei confronti dei giocatori sostituiti, agli olè da parte del pubblico, ecco, segno che la gente sta con la squadra. Questo si era percepito anche prima della partita. Rimane tuttavia la situazione di cui hai parlato, con tanti interrogativi legati al fatto che appunto si attende il presunto deferimento e dunque la penalizzazione che potrebbe far ricadere il Siracusa all'ultimo posto in classifica, e comunque sarebbe una situazione, ecco, molto difficile, visto che comunque con tanto sacrificio i giocatori di Mister Turati, che ieri non era in panchina perché ha scontato l'ultima giornata di squalifica a suo carico, erano ripartiti e stanno comunque facendo molto bene. Leoni che comunque chiudono il girone d'andata con 18 punti, ricordiamolo che erano partiti in netto ritardo rispetto alle formazioni rivali, hanno recuperato un gap che inizialmente appariva incolmabile e dunque ecco la possibilità di rifarsi, lasciarsi alle spalle la zona playout sembrano essercene tutte, anche se a gennaio, se dovesse arrivare riferimento alle penalizzazioni, bisogna vedere e capire come interverrà la società sul mercato e come soprattutto quanti punti eventualmente saranno decurtati alla squadra. Marco, ti fermo un attimo perché torno di nuovo da Franco Camarasana a Trapani, questo ping pong, abbiamo poco più di 5 minuti ancora da passare insieme. Ovviamente dobbiamo attenzionare quella che è la situazione del Trapani, lasciamo stare quello extracampo, ma sul campo evidentemente qualcosa non va come dovrebbe, perché una squadra, come dicevi tu, moscia, quella che si è presentata ieri, e la presenza di troppi giovani in questo 11 che schiera diciamo Aronica per esigenze anche di mercato, perché adesso stanno per riaprire le liste di trasferimento, allora magari i giocatori che hanno mercato non vanno in campo per evitare di infortunarsi. Assolutamente sì, assolutamente sì. Intanto stamattina
molte critiche nei confronti di Aronica per lo schieramento fatto scendere in campo, un 4-2-4, 2 centrocampisti e 4 attaccanti in una partita contro un Siracusa che gioca bene, anche se magari in precedenza non aveva raccolto tanto per quanto riguarda punti. E poi l'approccio di molti calciatori alla partita. In settimana si era parlato molto di possibili trasferimenti alla riapertura delle liste, probabilmente diversi di loro in settimana più che al Siracusa avevano pensato a preparare le valigie, sapendo che anzi quasi sicuramente non rientreranno a Trapani alla riapertura delle liste. Tant'è vero che abbiamo visto giocatori, per esempio, molto abili nel gioco aereo, ieri alzarsi controtempo, oppure Mittecola entrare in ritardo, rischiando di fare male agli avversari. Insomma, una squadra protagonista della peggiore prestazione della stagione. Ma ripeto, il clima che c'è attualmente, che si respira attorno al Trapani, sia dentro che fuori dal campo, che a mio avviso, ma non soltanto a mio avviso, generato questo tipo di prestazioni. Adesso vedremo quello che uscirà fuori dal calciomercato e quali saranno le decisioni della giustizia sportiva, perché il giorno 8 di gennaio si attende un'altra decisione da parte del Tribunale federale per quanto riguarda il secondo deferimento del Trapani. Scusami Franco, ma il presidente Antonini in tutta questa situazione di grande confusione dov'è? Non ha parlato. Ieri a fine partita soltanto una dichiarazione di Luigi Volume, questo nuovo direttore dell'area tecnica, nel quale si è assunto la responsabilità di questa prestazione. Parole così che hanno poco significato, perché la responsabilità è di chi ha messo in campo i giocatori e di chi è sceso in campo. Sicuramente all'interno poi della società qualche valutazione sarà fatta anche sulla scorta di quello che si è visto ieri sera, o meglio ancora di quello che non si è visto ieri sera. Franco, resta un attimo ancora con noi, vado da Marco Pedrolito, torniamo a Siracusa. A questo punto, guardando soltanto l'aspetto sportivo, non pensiamo a quello che potrebbe accadere. 18 punti, chiudere il girone di andata. Con quello che è successo in questo girone d'andata, si è pagato lo scotto, si è pagato l'inesperienza, sono effettivamente pochini per una salvezza diretta, così, senza passare da un eventuale play-out. Però l'ambiente a Siracusa, mi pare di capire, ci crede in questa salvezza. Allora magari con gli investimenti giusti, con gli innesti giusti, mettendo insieme un po' più di 20 punti, per arrivare a oltre quota 40, così, si potrebbe sperare una salvezza diretta. Sì, lo ha detto a chiare lettere anche il DS Laneri al termine della gara di ieri. La squadra in fiducia, non dobbiamo dimenticare, lo ha rimarcato, che il Siracusa, come ha detto poc'anzi, è partito in ritardo, ha conquistato pochissimi punti nelle prime partite, dunque un elemento questo che fa ben sperare in vista della ripresa, visto che il Siracusa tra l'altro incontrerà la Salernitana, partita che nella gara d'andata ha perso di misura. Era un altro Siracusa, ma quel che conta qui è che si sente molto in città il fervore della gente, l'attaccamento da parte del pubblico, la piazza molto calorosa, vicina alla squadra. Anche ieri ha dimostrato con gli oltre 3.300 spettatori al Desimone, nonostante come a Catania le condizioni meteo non fossero delle migliori. Ecco, i giocatori hanno dato anche una risposta importante, mettendo su una prestazione di grandissima qualità. Dunque sono tutti elementi questi che fanno ben sperare, considerando che poi la società dovrebbe, così come ha detto lo stesso Laneri, intervenire sul mercato per puntellare magari qualche reparto dove le cose non sono andate come si sperava, soprattutto nella fase centrale di questo girone d'andata. Le prospettive, sembrano positive, e la salvezza è qualcosa su cui si crede fortemente. Si parla qui di salvezza uscendo e abbandonando anche la zona play-out, dunque l'obiettivo della società è questo, nonostante le difficoltà dei giorni scorsi. Angelo. Marco, allora, prima di salutarci, adesso ci rompe delle righe, immaginiamo qualche giorno di vacanza, e quando si tornerà di nuovo a faticare sul campo? Squadra che tornerà ad allenarsi subito, ci sono viste le sedute di allenamento in questi giorni, infatti i giocatori anche
non residenti in zone non siciliane non hanno lasciato Siracusa, dunque ecco, ci sarà poi una serata dedicata agli auguri con lo staff societario, si punta ecco, a ricompattare l'ambiente dopo quello che è successo, si attende anche il presidente tra qualche giorno che ieri non ha assistito alla partita così come il collega Antonini, dunque ecco, una volta che poi tutte queste situazioni saranno sistemate, ci sarà la rinnovata fiducia anche da parte di qualche giocatore che non era ancora sicuro comunque di restare, che non diciamo, era apparso convinto di quello che era il progetto Siracusa, si potrà sicuramente guardare al futuro con più tranquillità e dunque con i saluti di fine anno e con gli auguri che ha fatto anche lo stesso Ranieri a tutti i tifosi di Siracusa che hanno dimostrato grande calore e affetto nei confronti della squadra, si ripartirà più forte di prima con tanti progetti, tanti intenti positivi e la voglia di continuare a fare bene. Grazie Marco, intanto auguri anche a te, vado da Franco Cammarasana e a Franco chiaramente porgiamo anche i nostri auguri e ci ritroviamo sia con Franco, con Marco ma con tutti voi il 5 di gennaio, chiaramente per quanto riguarda Anteprima Corner. Grazie anche a Franco Cammarasana che avete intravisto, noi ci rivediamo stasera. Auguri. Grazie Franco, 20:45 l'appuntamento, auguri ancora con Corner questa sera su Telecolor.